Sì, io sono Davide Oddone di Filigrana Art Campo Ligure, oggi sono qua a Genova in occasione della Design Week e ho portato un pochino qualche attrezzo del mestiere vedete, per fare la filigrana si usano tutti questi tipi di attrezzo. Le bruscelle sono lo strumento principale di ogni filigranista, sono queste pinze che hanno la caratteristica di essere personali, ogni filigranista ha le sue e lavora sempre con lo stesso tipo di pinze. La scaletta che serve per prendere la misura degli oggetti e di legnetti che, come vedete, ce ne sono di tante misure, servono per segnare il filo. Segnare il filo è questa operazione qua, quando praticamente noi andiamo a fare proprio la prima fase del lavoro, che sarebbe la scafatura dell'oggetto, quando andiamo un po' a dare la forma. In questo caso il legnetto con la vite mi serve per fare tutti i petali rotondi, come possono essere i petali, vedete, di questi poi orecchini. Questi sono tutti i tipi diversi di scafatura, vedete, si lavora su una piastrella nera o marrone, o comunque scura, è importante che sia scura, di modo che poi il filo per contrasto si veda bene e non si affatichi troppo la vista. La lavorazione consiste nel piegare il filo, tenerlo fermo con una mano, praticamente poi con l'altra, aiutandosi con le bruscelle, andare un po' a dare la forma definitiva. E partendo da una base piatta si possono fare tantissimi modelli diversi. Noi a Campo Ligure abbiamo ovviamente dei modelli tradizionali, come possono essere la farfalla, l'orchidea, la stella alpina, modelli che penso che avrete già visto, ma queste occasioni della Design Week sono anche il momento in cui si riesce anche a conoscere giovani artisti, giovani designer, e può essere anche un'occasione buona per noi per lasciare rapporti, stringere nuove amicizie, nuove conoscenze, per magari trovare anche nuovi modelli e portare la filigrana al passo anche coi tempi, no? Quindi la cosa bella di questo artigianato è che si possono fare tantissime cose diverse, quindi si riesce anche a fare tutta una serie di gioielli contemporanei o comunque mischiando i vari materiali. Vedete, qua praticamente la prima fase del lavoro è proprio quella di fare la forma, e come vedete ci si può sbizzarrire, le forme sono veramente le più disparate. Quest'altro tipo di filo invece è il filo granato, il filo che dà il nome proprio al lavoro della filigrana. Qua ci sono un po' tutte le varie, questa è una delle caratteristiche principali della filigrana di Campo Ligure, cioè avere più di 40 disegni diversi per la riempitura, ma se ci fate caso sono tre grandi famiglie: il panetto, quello rotondo tutto pieno, il rizzetto, che è quello invece tutto traforato, e la resca, che vorrebbe dire lisca, quindi una riempitura un po' più lunga e stretta. Quindi vedete in questo fiore in particolare è riempito sia con i panetti che con le resche. Questo è riempito tutto a rizzetti. Le ali della libellula sono resche un po' più lunghe, e nel guffetto ad esempio invece abbiamo un po' tutti i vari tipi di riempitura. Questo è importante anche per far capire un po' il disegno. Riempire gli occhi col panetto, con la resca e il corpo col ricciolino permette anche di far capire un po' cosa andiamo a fare. Quest'altra scafatura è la scafatura di questi orecchini, perché come vi dicevo ogni oggetto nasce piatto, ma poi dopo che è riempito va diciamo arrotondato col martello, perché poi filigrana è leggera ma non è per niente fragile, nel senso che è tutto argento saldato sotto il fuoco, quindi poi si può piegare, si possono dare tutte le forme del caso, fare anche oggetti tridimensionali come in questo caso la pallina, e questi qua sono proprio gli strumenti che usiamo anche per rifinire l'oggetto, per imbottire le varie forme, no? Diciamo che poi partendo sempre da una base piatta, anche con queste pinze un po' più rotonde o queste qua anche modificate. Queste sono pinze che vedete anche loro sono artigianali in un certo senso, nel senso che sono state poi modificate per piegare il filo in un certo modo. E quindi la cosa bella di questo mestiere è che oltre a essere un artigianato vero, anche tutti gli strumenti, come vedete, sono artigianali, nel senso che c'è anche una gara poi ad accaparrarsi la strumentazione. Ogni volta che magari a Campo Ligure qualche laboratorio dà via qualche macchinario, qualche legnetto, c'è un po' anche una corsa ad accaparrarsi certi attrezzi che magari non tutti li avevano a disposizione.